Okay. Allora, buonasera a tutti. Allora, vi ringrazio per aver accolto il nostro invito a partecipare a questa serata e speriamo che questa serata vi sia di spunto per qualche riflessione. Allora, perché abbiamo organizzato questo incontro? È sotto gli occhi di tutti che c'è una crisi economica senza precedenti che sta vivendo il nostro Paese e non si intravede una via d'uscita. Le persone soffrono per la perdita del lavoro, della casa, per l'indebitamento o addirittura per il fallimento della loro azienda e a volte con conseguenze anche drammatiche. Questa recessione ha colpito tutti a livello mondiale, ma mentre alcuni paesi ne sono già usciti o ne stanno uscendo, l'Italia è in uno stato di sbandamento totale e noi vogliamo proporre una possibile soluzione. Allora, diciamo che pensiamo al secondo dopoguerra. L'Italia uscì dalla seconda guerra mondiale povera, distrutta, semi-analfabeta, ma ricca di 3 doti immense. La Costituzione del 1948, lo Stato democratico a Parlamento sovrano e una propria moneta. In meno di 30 anni questa penisola priva di grandi risorse, senza petrolio, finanziariamente arretrata, diventa la 7ª potenza economica del mondo, prima fra tutte per il risparmio delle famiglie. Fu il miracolo italiano, scaturito proprio da queste immense 3 doti. Oggi quelle doti sono state distrutte. I trattati europei, in particolare quelli associati all'Eurozona, ci hanno tolto la sovranità costituzionale, quella parlamentare e quella monetaria. Ci hanno tolto tutto. La crisi che oggi sta distruggendo l'economia e i diritti delle famiglie e delle aziende italiane, come mai dal 1945 a oggi, viene da questo. Allora, seguiamo questo percorso. Viene creata una valuta, cioè una moneta, che non è di nessun Stato. Viene emessa dalle banche centrali e va direttamente nelle banche, assicurazioni, fondi pensioni privati, eccetera. Si uniscono 17 Stati sotto questa valuta e le si priva delle loro precedenti valute nazionali. I 17 governi dovranno sempre battere cassa, cioè chiedere prestiti, presso queste banche, assicurazioni, eccetera, per ottenere la moneta con cui attuare la spesa pubblica, esattamente come un cittadino privato che fosse sempre costretto a indebitarsi con la finanziaria sotto casa per mantenere la famiglia. Questa è l'Eurozona. Così funziona la moneta euro. Abbiamo trovato nelle teorie della scuola dell'economista Mosler, fondatore della MMT, non faccio in inglese perché andiamo con complicazioni, un barlume di speranze per uscire da questa crisi economica e democratica. La via d'uscita c'è, è il riacquisto della sovranità monetaria, che per noi si traduce nel ritorno alla lira. Ci sarebbe anche un'altra strada che sarebbe la rifondazione dell'Europa, ma credo che non verrebbe mai fatta, per quelle conseguenze, per questo proponiamo questa. Comunque se ne può parlare. I gruppi territoriali MMT promuovono la divulgazione di questa scuola, mettendo al servizio di tutti le proprie conoscenze e competenze, con lo scopo di renderci consapevoli che se venissero seguiti i principi economici proposti da Mosler, tutti i paesi ne trarrebbero notevoli benefici. Ecco per questa sera abbiamo chiesto a Marco Cavedon, qui presente, del gruppo territoriale Veneto della MMT, di illustrarci le teorie di questa scuola. I gruppi territoriali della MMT sono formati da volontari, senza scopi di lucro, e all'uscita troverete una cassettina che è per le offerte per sostenere le spese, cioè per contribuire alle spese sostenute per chi vuole farlo. Vale per l'affitto della sala, per il materiale pubblicitario con cui vi abbiamo invitato e così via. Ecco, la serata è abbastanza impegnativa perché si tratta di argomenti, soprattutto per chi li ha sentiti la prima volta, possono apparire duri o difficili. Portate pazienza, sappiate che comunque se portate pazienza col paio d'ore ne verrete fuori sicuramente molto contenti, perché perlomeno comincerete a capire un po' di cosa ci raccontano e quali sono le verità e quali sono le bugie economiche che ci propinano per mantenere questa situazione economica disastrosa. Ecco, vi auguro a tutti una buona serata e vi lascio a Marco Cavedon. Allora, buonasera a tutti, sono Marco Cavedoni, coordinatore della Regione Veneto del movimento MMT. Cosa significa MMT? È Mosler Economics Modern Money Theory for Public Purpose. È una scuola economica neokeynesiana, quindi deriva da John Maynard Keynes, che è probabilmente il più grande economista mai esistito, e
Il scopo di questa serata è di presentarvi il messaggio e i principi fondanti della Modern Money Theory e insieme di capire insieme quali sono le cause, le reali cause della crisi economica che ci attanaglia, cercare di capire insieme anche cosa si intende esattamente per sovranità monetaria, ma alla fine anche proprio cos'è il senso della moneta, cos'è la moneta, sfatare il falso mito della liretta che continuamente ci viene propinato dai nostri media quotidianamente proprio da tutti gli economisti mainstream e da tutti i giornalisti e anche da tutte le maggiori testate, i maggiori quotidiani nazionali, le maggiori testate economiche e capire insieme cosa si nasconde veramente dietro il processo dell'Unione Europea, cosa si nasconde veramente dietro la perdita di sovranità, la perdita di diritti e di democrazia dei popoli. Ok, allora, Modern Money Theory è stata fondata dall'economista Warren Moser, che è in assoluto uno dei maggiori esperti al mondo di sistemi monetari e finanziari, anzi probabilmente il più grande esperto al mondo di sistemi monetari. Ha fatto il consulente, una carriera di vari decenni addirittura in questo settore, ha fatto consulente per banche centrali e ministeri del tesoro di tutto il mondo e nel 1991 ha fatto il consulente anche in Italia al ministro Luigi Spaventa. Cosa è successo nel 1991? L'Italia aveva un alto debito pubblico, intorno al 110% del PIL, vari economisti, tutti gli economisti mainstream continuavano a dire che l'Italia sta fallendo, che non poteva andare avanti. Warren Moser incontra il ministro Spaventa e gli fa capire come i titoli di Stato, in uno Stato a moneta sovrana, di fatto non servono a finanziare la spesa pubblica, hanno completamente un altro scopo che poi potremo approfondire anche insieme. Spaventa, che comunque ne capiva molto di sistemi monetari, capì il messaggio di Moser e una settimana dopo l'Italia pagò tutti i debiti che si era lei stessa autoimposta di pagare, perché i titoli di uno Stato a moneta sovrana non hanno lo scopo di finanziare le spese dello Stato, ma comunque l'Italia, il messaggio fondamentale che vuole farvi arrivare è che l'Italia non fallì, pagò tutti i suoi impegni e non ci fu alcun problema. E altri economisti importanti della Modern Money Theory sono Matthew Foster, che insieme a Warren Moser ha partecipato ad un convegno della MMT che si è tenuto nel mese di ottobre dell'anno scorso, organizzato dal giornalista Paolo Barnard, in cui si è stilato il programma di salvezza economica nazionale dell'Italia, che comunque può essere assunto a modello, ad esempio, diciamo, per tutti gli stati europei del mondo, per tutti i nostri stati, tutti i nostri vicini fratelli europei, ma comunque però in stato del mondo che alla fine comunque sia dotato di sovranità monetaria. E molte delle cose contenute in questo programma, alcune di queste cose vi sono state illustrate precedentemente dalla persona che mi ha preceduto, Luciano Beggio. Ok, adesso vediamo un po' una rapida carrellata degli altri economisti MMT. Stephanie Kettle, Randall Wright, molti di questi economisti che vi farò vedere hanno partecipato a un altro meeting che si è tenuto a febbraio dell'anno scorso, sempre sulle MMT, questa volta era un meeting con una finalità diversa perché aveva lo scopo di illustrare i fondamenti delle MMT, quindi era un meeting dedicato esclusivamente alla Modern Money Theory. Ok, questi sono altri economisti. William Kurt Black è molto importante in quanto ha una carriera, una forte esperienza nel settore della regolamentazione bancaria, delle lotte ai crimini della finanza. Michael Hudson. James Kenneth Galbraith è molto importante, il figlio di John Kenneth Galbraith, che è in assoluto uno dei più importanti economisti vissuti nel secolo scorso. Michael Norman poi vedremo, anzi fra un poco vedremo un suo video in cui praticamente descrive il grande inganno di due economisti della corrente neoliberista che hanno fatto un lavoro, una ricerca in cui praticamente affermavano che tutti i paesi con un alto debito pubblico avevano una crescita e avevano una bassa crescita. Fatto sta che è stato scoperto da alcuni ricercatori dell'Università del Massachusetts che
Questa ricerca in verità conteneva dati fasulli, falsati, e l'unica conclusione possibile era che questi economisti neoliberisti avessero volontariamente manipolato i dati per lanciare il messaggio che comunque lo Stato doveva bilanciare le sue spese, non avere grossi deficit, e fra un po' capiremo perché tutte queste sono delle assurdità, delle fandonie, e anzi sono le reali cause che ci hanno portato alle crisi. Ok, vediamo insieme il video di Mike Norman, adesso ve lo carico. So now the truth is out. Two of the superstars of economics, Carmen Reinhart and Kenneth Rogoff, who wrote the book This Time It's Different, have committed massively serious errors in their work. You know, that work that tries to exploit all these debt fears. However, 3 professors from the University of Massachusetts at Amherst, Michael Ash, Robert Pollin, and Thomas Herndon, found these errors when they were trying to replicate the Reinhart-Rogoff results. And the errors were so blatant and so egregious that one has to consider whether or not they were intentionally put there to bolster their push for austerity policies. And make no mistake about it, folks, the Reinhart-Rogoff studies were used over and over and over again as the main arguments for austerity. You even had that little boy who read that one book, you know, Atlas Shrugged. What's his name again? Paul Ryan. Well, he used it to defend his safety net gutting plan. And guess what? Austerity has done nothing to reduce debt or risk of default, but at the same time, it has forced millions upon millions of people into the condition of unemployment and poverty. In fact, it's created an entire new generation of poverty that will be the real heritage that we're going to end up leaving to our kids. Now, in the past, I've spoken about the work of Reinhart and Rogoff. I've gone after their ignorant and subversive attempts to prove all of their debt doomsday crap. But let's leave aside for a minute their analytical errors and the shoddy research that I'm going to talk about. Their real error was not understanding sovereign debt in the first place. From the very beginning, these two couldn't see the distinction between currency issuing nations and nations that don't issue their own currency. That's why in their book, which supposedly examines 800 years of history, there is not one single example of a country in there that had a free-floating, non-convertible currency that experienced a debt crisis or a default. Not one. From the very start, these two were clueless as to that difference. They simply didn't know what they were talking about. But now, they've been caught red-handed in a blatant attempt at manipulation, because in doing their research, we see things like they left out countries whose performance would have completely altered the outcome to a positive result rather than a negative one. And furthermore, they left out years that would have done the same thing, or they selectively included certain years so as to produce that damning debt perspective that they were after. And in an almost laughably amateurish example of how careless and shoddy their research was, they made coding errors in an Excel spreadsheet, in effect, not copying formulas to a range of cells, maybe intentionally, who knows? Even though they claim it was an error, these two have doctorates in economics. Come on, for God's sakes. This is something even an undergraduate economics student wouldn't have done. The fact is that the 3 professors who caught these charlatans, and let's call it what they are, they're charlatans. Well, the 3 good guys, they found that the only way to achieve Reinhart and Rogoff's results were by manipulating the data in such a way as to shred any degree of consistency in their analytical technique. It was like, well, we want the study to show this, so how do we manipulate the data to make that happen? We'll just use these numbers. We'll just use these countries. But when the 3 professors did it the right way, that is, when they took Reinhart and Rogoff's data and they analyzed it straight,
right through without manipulation and without leaving things out and with proper weightings and using all the countries and all the years, etc., they found the exact opposite result occurred. That the countries with high debt didn't show any tendency towards slower growth. In fact, overall, in the entire sample and over the entire period, growth was positive compared to Reinhardt and Rogoff's fake, conjured up, manipulated result. But here's the worst part of it. This subversive, fake, lying piece of garbage has been responsible for millions and millions and millions of people being unemployed. And when they were caught red-handed, with the hand in the cookie jar, what did they say? Nothing. They just basically blew it off and said that the Herndon, Ash, and Pollen work was pretty much the same thing as what they were saying, which is pure bullshit. As for the Excel error, Reinhardt and Rogoff said, hey guys, thanks for picking that up. We'll be more careful next time. What? Are you kidding me? These arrogant scum. Folks, if you haven't understood something by now, this should make it as clear as day. That mainstream economics is totally corrupt. It is bought and paid for by Wall Street and the powers that be. They want austerity. They want you out of work. They want governments to believe they are powerless unless they follow with their advice. Why? Because it's more power and wealth for them. That's why. You, me, our kids, we don't stand a chance. They're coming to take it all, and they'll use every form of lie, manipulation, deceit, blackmail, distortion, or even force, yes, force, to get it. These guys are nothing more than the lowest form of thieves, pirates, and criminals, and they are after everything that you have. And don't think Obama or Romney or anyone else in mainstream of politics or academics is going to save you. It's time, people. Time to break out. The first place we can fight back on this is to stop letting them control our minds. We still have control over what we think and what we believe. And only if we start from there do we have a chance. Anyway, that's it for today. This is Mike Norman saying see you next time. Bye-bye. Ok, quindi avete sentito tutti quello che ha detto Mike Norman. Lui praticamente ha affermato che uno Stato a moneta sovrana può, anzi deve spendere a deficit, che sembra una bestemmia. Tutte le volte che sentiamo qualsiasi telegiornale, leggiamo qualsiasi giornale, sentiamo che il debito pubblico è la disgrazia, la peggiore disgrazia esistente, il debito che graverà sulle spalle dei nostri figli per generazioni e generazioni a venire. Invece adesso capiremo come questo non è assolutamente vero in un caso di Stato a moneta sovrana, anzi il debito pubblico, il deficit pubblico è la ricchezza di coloro che lo detengono, cioè il settore non governativo, che siamo tutti noi cittadini ed aziende. Allora, adesso parlerò anche di un altro importante economista che è Alain Pargues, che non è propriamente un economista MMT, è un economista della corrente del circuitismo, che è praticamente una corrente di pensiero economica sempre keynesiana e analoga sotto molti punti di vista all'MMT, che però si distanzia per alcune cose. Molto importante è Alain Pargues perché lui ci fornisce la dimensione storica di tutto quello che è successo dalle fondamenta dell'Unione Europea in poi, e in particolare con l'introduzione dei trattati dell'Eurozona. Lui ci darà proprio la visione di chi furono le menti, del perché di tutto questo piano, del perché delle perdite di sovranità degli stati, di diritti e di democrazia. Paolo Barnard è il giornalista e saggista che ha di fatto portato e diffuso maggiormente la Modern Money Theory qui in Italia e ha organizzato anche i due più grandi convegni, probabilmente diciamolo anche i due più grandi convegni di economia della storia, perché hanno partecipato sopra 1000 persone, sopra 2000 anche a febbraio.
e ha diffuso tutto questo pensiero, tutte queste conoscenze, tutte queste verità che questa sera vedremo insieme. Innanzitutto introduciamo un po' e vediamo un po' di spiegare cosa significa veramente questa misteriosa scritta MMT. MMT è Modern Money Theory, in italiano teoria della moneta moderna. Ecco, teoria l'ho volutamente inserito tra virgolette, perché questa è una teoria nello stesso modo in cui è una teoria che il vostro cuore batta questa sera mentre siete qui che mi ascoltate. Non è una teoria, è un termine infelice, diciamo, perché non fa altro che partire dal presupposto di come funzionano veramente i sistemi monetari in uno Stato moneta sovrana, che è una cosa che nessuna altra economia, nessuna altra scuola di pensiero economico vi dirà mai, proprio perché non c'è nemmeno l'interesse di farlo, perché le persone devono restare ignoranti, non devono capire i meccanismi, non devono capire cosa veramente uno Stato democratico eletto con le sue monete può fare a servizio della popolazione e dell'economia reale. E adesso approfondiremo bene questi discorsi. Chiaramente la Modern Money Theory non nasce da Warren Mosler, che comunque è il fondatore, ma nasce a tutto un retroterra culturale che risale a oltre 100 anni. Il primo economista in qualche modo può essere ricondotto alla Modern Money Theory è George Friedrich Knapp, tedesco, il padre del cartellismo. E cosa significa il cartellismo? Significa che lo Stato monopolista della valuta, della sua moneta, può emetterla, può decidere di emetterla e tassare in quella valuta, dando così valore alla valuta, e per lo Stato che emette questa valuta, che può emetterla infinitamente, praticamente, la valuta per questo Stato che la può emettere in continuazione non ha di fatto alcun valore. John Maynard Keynes è il fondatore di tutto il filone delle scuole di pensiero economico keynesiano, tra cui la Modern Money Theory, e lui dice che lui sottolinea proprio l'importanza, diciamo, della spesa dello Stato, perché quando l'economia va male, quando c'è una crisi, a questo punto c'è solo lo Stato con la sua spesa, con la sua creazione di denaro che può intervenire, spendendolo a deficit, arricchendo il settore non governativo, cioè noi. E adesso vedremo un po' anche cosa si intende esattamente per settore governativo e non governativo. Ivan Minsky è importantissimo perché lui ci fa capire come veramente si comportano le banche a seconda dei cicli economici. Le banche sono procicliche, ci dice. Cosa significa procicliche? Significa che in momenti di espansione economica, quando le cose vanno bene, le banche erogano prestiti, ne erogano molti, anche troppi, quindi possono scoppiare le bolle finanziarie come è successo in America con le crisi del 2007, mentre in momenti di crisi c'è il cosiddetto credit crunch, ossia le banche non erogano più contributi all'economia reale e questo di fatto fa fallire tutto il sistema. Perché in verità in queste occasioni ci sarebbe bisogno di un comportamento anticiclico delle banche, ossia fornire liquidità che tutti noi possiamo usare per fare girare l'economia. Ma questo le banche non lo possono fare per un semplice motivo che fra un po' vedremo. Abba Lerner è molto importante questo economista e personalmente mi piace anche molto perché non è un economista che viene da un retroterra accademico, è una persona comune, aveva un negozio che fu travolto dalla grande depressione delle fine degli anni 20 del secolo scorso, non si diede per vinto perché volle capire le reali cause della crisi, perché l'economia gli aveva portato via il suo negozio, le sue ricchezze, la sua vita, si mise a studiare, diventò uno dei più famosi economisti, professore alla Cambridge University ed è il padre della finanza funzionale, ossia quel concetto che dice che lo Stato nel controllare la massa monetaria circolante deve unicamente badare all'economia reale, ossia alla piena occupazione, al pieno sviluppo economico, alla piena produzione industriale di beni e servizi, mentre altri parametri che sono quelli imperanti oggi nell'Europa, nell'Eurozona, ossia il controllo della cosiddetta qualità della spesa, quindi il controllo del deficit e del debito pubblico, sono concetti che sono astratti e che possono essere mandati a diavolo quando si scontrano con l'economia reale, con concetti molto più importanti quali appunto la piena occupazione
e la piena produzione industriale. Charles Goddard, ok, questo è membro della Commissione di Politica Monetaria della Banca d'Inghilterra, un uomo che dice esplicitamente che il debito pubblico in uno Stato a moneta sovrana non è un vero debito, è una grande menzogna, ci aggiungo anch'io, criminosa, non è il debito dei nostri figli e non deve essere ripagato. Wayne Godry, importantissimo, questo economista, perché è il padre di quello che ho accennato, se avete fatto attenzione un po' di volte, cioè i bilanci settoriali, che adesso andremo a vedere bene cosa sono insieme. Prima però un concetto fondamentale, perché per capire tutto quello che diremo questa sera ci vuole una forte apertura mentale, dobbiamo riformulare tutte le nostre idee su cosa veramente è il denaro, su cosa veramente sono i beni reali e cos'è il denaro. I beni reali sono tutto ciò di cui effettivamente noi abbiamo bisogno per vivere, quindi l'acqua, il cibo, la casa, il riscaldamento, l'auto. I beni finanziari, che sono il denaro, quindi crediti, debiti, perché anche quelli sono denaro, questi non hanno un valore intrinseco in sé, sono semplicemente dei codici. Cioè, quando io, per fare un esempio, quando io prendo in mano il telecomando per guardare un determinato programma sulla televisione, il bene reale, quello che veramente a me interessa, è il programma che devo guardare. Il telecomando è un codice, di per sé non ha un valore intrinseco. Se io ho il telecomando ma non ho la televisione, ho in mano un pezzo di latta che non mi soddisfa, non mi dà alcun bene reale. I bilanci settoriali, allora è corretto dire che in economia alla fine ci sono tre settori: il settore governativo, quindi tutte le amministrazioni pubbliche, principalmente si intende il Ministero del Tesoro e la Banca Centrale; il settore non governativo, invece siamo tutti noi qui dentro, cittadini e aziende; il settore estero è tutto ciò che sta all'esterno di uno Stato. Adesso vi coinvolgo, vi farò una domanda, magari 2 o 3 volontari se vogliono rispondermi. Concentriamoci un attimo sul settore non governativo e vediamo insieme se all'interno di tutti noi qua dentro, mettiamo che qua dentro ci siano sia cittadini comuni che aziende, siamo uno Stato, ecco, siamo i cittadini di uno Stato. Se qua dentro circola troppa poca ricchezza, siamo tutti poveri, quindi non possiamo comprare, non possiamo far sì che aprano nuove aziende, o quelle che ci sono costrette a licenziare perché non hanno domanda aggregata, non hanno molte persone che gli comprano il prodotto. Se qua dentro devo fare circolare più denaro, chi è che di noi può materialmente creare questo denaro? Chi è fra di noi che può aumentare la nostra ricchezza al netto, senza che nessuno si impoverisca? Qualcuno me lo sa dire? Di imprese, dice lei. La banca, ok, queste sono 2 risposte. C'è qualche altra opinione? Prego. Lo Stato? No, concentriamoci all'interno però, all'interno di questo settore qui. Ok, la prima risposta era l'impresa. Ok, allora se io apro un'impresa, questa impresa qua va bene, fa un mucchio di soldi, quindi io ho un forte utile, do lavoro, pago stipendi, arricchisco i miei lavoratori. Ma da dove vengono questo denaro qua? Da dove viene questa moneta, questa ricchezza che io ho? Dalle banche, dice lei. Perfetto, esattamente. Allora, le banche sono essenziali per l'attività delle imprese, perché le imprese lavorano con i prestiti delle banche per avviare le loro attività e anche per mantenerla, però le banche, in questo sistema qua, le banche commerciali, è vero, chi sa il funzionamento di una banca, è vero che le banche alla fine possono creare infinitamente prestiti, però quei prestiti generano anche debiti. Quindi se io creo un più 5 qua dentro, ci sarà anche un meno 5, perché ci sarà anche un debito che deve essere saldato. Verrà saldato con i soldi di chi mi compra il mio prodotto o il mio servizio, nel caso di un'impresa edile, e quindi tutti i soldi che io guadagno
devono essere ripagati la banca che distruggerà la montara che ha creato del nulla all'inizio. Li sottraggo per darli alla banca ai cittadini, e quindi è chiaro che in questa situazione qua non ci può essere veramente una creazione di nuovo denaro netto. Qui abbiamo un denaro che non fa altro che circolare in tondo, non fa altro che praticamente che fare un giro e poi ritornare nelle tasche di un altro attore di questo sistema qui. Cioè, per ogni colonnina che si alza qua dentro, non so se sono chiaro, c'è sempre una colonnina che si abbassa. Non c'è, è matematicamente impossibile e economicamente anche corretto dirlo, che all'interno del settore non governativo nessuno, ma proprio nessuno, può creare nuova ricchezza finanziaria netto. Deve necessariamente esserci un ente esterno, non governo, tutti noi qua dentro, che è lo Stato, il governo, che materialmente può creare ricchezza per noi, spenderla, immettendola nel nostro settore, quel cerchio lì che vedete in basso, non governo, e così questa è tutta ricchezza nuova che entra senza che nessuno di noi se ne sia privato. Non so se sono stato chiaro. Potresti fare un esempio pratico, Marco? Certamente, lo Stato paga e fa un appalto per costruire un'autostrada, per costruire una ferrovia, paga l'azienda che fa gli lavori, l'azienda edile, la quale a sua volta paga con la spesa dello Stato i subappaltatori, e così praticamente viene immesso dall'esterno, cioè dal governo, nuovo denaro che circola qua dentro, che in questo caso è 100. Sfortunatamente, tra virgolette, ci aggiungo io, lo Stato fa poi governo, cioè lo Stato. Una distinzione fondamentale da fare è che lo Stato, in questo caso noi intendiamo il governo, quindi Ministero del Tesoro e Banca Centrale. Lo Stato fa un'altra cosa meno simpatica, che è drenare denaro da qui dentro con le tasse. In questo caso qui cosa fa? Spende 100, drena 80 e va bene, perché qua dentro rimane comunque un più 20, più ricchezza che è nelle nostre tasche, con le quali noi abbiamo più domanda aggregata, cioè più potere di spesa, con le quali possiamo comprare di più, far aprire più aziende, far sì che le aziende assumano di più. E cosa succede all'interno dei bilanci dello Stato? Stato moneta sovrana. Si crea un cosiddetto debito, che è un debito del tutto fittizio, perché non è altro che un numero che sta all'interno del computer del Ministero del Tesoro presso la banca centrale, che continua a accumularsi di anno dopo anno, e questo è il cosiddetto debito pubblico. Il deficit pubblico è la differenza tra spesa del governo e tasse nell'arco di un anno. Tutti i deficit da quando lo Stato praticamente è sorto fino a questo momento, sommati insieme, costituiscono il cosiddetto debito pubblico, che in verità è una grande menzogna, perché uno Stato a moneta sovrana non è altro che un'abitudine contabile, nel momento in cui è lo Stato che genera il denaro che poi spende e può discrezionalmente decidere di ritirarne meno di quello che spende, e deve farlo, perché se non lo fa mai, qua dentro ci sarà sempre a zero. Capite la realtà, il bilancio, un bilancio di massa praticamente, come un canale d'acqua per riempire una vasca. Sfortunatamente il governo, mai consigliato, può fare una cosa diversa da quella da prima, ossia decidere di drenare dal settore non governativo la stessa quantità di denaro che immette. E questo cosa comporta? Che qui dentro lo Stato sistemerà i suoi conti, perché non avrà di meno, avranno zero, però ragazzi, avremo zero anche qua dentro. Non so se mi spiego. Fare una cosa del genere in un periodo di crisi è una catastrofe, perché significa stagnazione economica, significa a lungo andare anche riduzione di risparmi, perché non potremo più risparmiare, mettere via i soldi, e questo si chiama pareggio di bilancio. Noi l'abbiamo messo in Costituzione. Oggi tutti i media, tutti i giornali ci descrivono questa operazione qua come la virtù di uno Stato. E proviamo a pensare un attimo, quale idiozia veramente? Quale idiozia sia da affermare che questa cosa qua possa fare il bene di un paese? E questa cosa qua noi l'abbiamo messa in Costituzione, e sottoscrivendo tra l'altro un trattato che è il Fiscal Compact, che comporta cose addirittura peggiori di questa qui, e cioè
il surplus di bilancio, quando lo Stato sciaguratamente e anche criminosamente dal mio punto di vista decide di drenare dal settore non governativo di più di quello che spende, significa che ogni anno qui dentro ci saranno di meno che continueranno a sommarsi, quindi noi diventeremo tutti più poveri, il meno 20 un anno, il meno 20 l'anno dopo, meno 20 via così per 8 anni. Cosa succede nella nostra Italia? Succede che finiamo nello Zimbabwe, letteralmente nello Zimbabwe. E questo è quello che noi della MMT e Paolo Bana chiamiamo un vero crimine contro l'umanità perpetrato dalle logiche neoliberiste europee, e c'è un motivo per cui fanno questo, che non lo fanno a caso, che vogliono riprendersi la ricchezza, perché quando noi uscimmo dalla seconda guerra mondiale eravamo in un momento di forte espansione di concetti quali i diritti e la democrazia, e veramente quando a un certo punto arrivavamo ad avere uno Stato che poteva spendere indefinitamente il suo denaro per il nostro settore, quindi garantire piena occupazione, piena produzione industriale di beni e servizi, pieno Stato sociale. E cosa pensavano le grandi elite che fino alla seconda guerra mondiale o poco prima di fatto detenevano in pochi il destino di milioni e miliardi di persone? Pensate che gli sia andato bene di perdere il potere nel giro di pochi anni? Assolutamente no, ed è questo il loro scopo, riprendersi la ricchezza. Le grandi elite finanziarie, le grandi industrie neomercantili, nel nostro caso dell'Unione Europea, soprattutto franco-tedesche, giocano proprio su questo fattore, ossia, poi lo vedremo meglio, impoverire i cittadini, creare un'enorme massa di riserva di disoccupati da poter sfruttare a basso costo per esportare nei mercati nascenti, per quindi ottenere immense ricchezze che non verranno ridistribuite tra la popolazione, perché le condizioni di lavoratori per esportare devono essere deflazionate, devono essere tenuti bassi i salari. Ma questo comunque lo approfondiremo dopo. È corretto affermare che effettivamente ci sarebbe, l'ho già accennato 2 secondi fa, un altro settore che può arricchirci al netto, che praticamente sono tutti gli stati esteri, tutti gli stati che stanno all'esterno dell'Italia, come ad esempio la Germania. Non è un esempio a caso. Ok, allora, se noi riusciamo ad esportare alla Germania di più di quello che importiamo da lei, va bene, perché riusciamo ad avere i più 20. Però attenzione, perché il settore estero per definizione è inaffidabile. Se la Germania un bel giorno decide, guarda cara Italia, io da te non compro più questo prodotto, preferisco prenderlo dalla Spagna o dalla Cina o dal Vietnam adesso, perché anche la Cina è fuori moda, perché mi costa molto meno. E quindi è umanamente corretto che noi facciamo dipendere tutta la nostra vita, compresi i servizi essenziali, la sanità, le cure per gli anziani, per i bambini, le scuole, unicamente da una lotta, una guerra all'export? Mi sembra un'assurdità. E questo in più comporta anche una cosa molto grave, perché per riuscire ad esportare, come ho già detto prima, dobbiamo tenere i salari bassi, dobbiamo mantenere una bassa domanda interna, perché dobbiamo produrre molti beni da poter esportare, ed è così che la Germania ha vinto le lotte con tutti gli altri stati europei dopo l'ingresso nell'euro, dopo lo vedremo. Dobbiamo fare questo, dobbiamo impoverire la nostra popolazione, far sì che vengano esportati beni reali di cui noi non godranno le persone che stanno fuori del nostro paese, e le ricchezze che entreranno nel basket delle grandi aziende neomercantili neoliberiste e non verranno equamente distribuite tra la popolazione. La riforma ARZ del lavoro all'inizio degli anni 2000 della Germania adotta proprio questa logica, infatti c'è stato un forte contenimento di salari nella Germania che ha fatto sì che lei primeggiasse nell'export e drenasse il denaro da tutti i paesi PIGS, cosiddetti PIGS, cioè i paesi del sud Europa, tra cui c'è anche l'Italia. Ok, adesso vediamo un po' quello che vi ho fatto vedere con una struttura piramidale. Allora, questa è una piramide, in cima alla piramide non c'è più lo Stato, c'è la BCE, c'è una banca centrale europea che è composta dalle 17 banche centrali dei paesi dell'Eurozona, la quale immette liquidità con un meccanismo complesso all'interno del settore degli investitori, quindi le banche,
di banche nazionali, internazionali, fondi di investimento, fondi pensionistici, fondi di investimento sia formali che informali, quindi la maggior parte anche speculatori, hedge funds, addirittura anche fondi sovrani arabi, libici, come tra l'altro ribadito al giornalista Paolo Barnard da Stefano Nardelli, che è uno dei maggiori funzionari italiani che lavora all'interno delle BCE. Lui queste cose le ha confermate, quindi anche fondi sovrani. A questo punto il governo cosa dovrà fare per spendere per noi, per la popolazione, per rimettere nuova ricchezza al netto all'interno del nostro settore? Dovrà andare a bussare alle porte di questi signori qua, cioè gli investitori che presteranno il denaro al governo decidendo loro il tasso di interesse. Dopodiché il governo potrà spendere, ma attenzione, perché il denaro che il governo adesso spende, adesso è veramente un debito, avete capito? Il debito prima era un numero contabile, cioè un esercizio contabile tra quello che il governo genera, spende, e quello che distrugge con le tasse. Adesso invece il denaro delle tasse non viene più distrutto, viene raccolto dal governo perché deve essere ridato a questi signori qua con tanto di interesse. Quindi noi, entrando nell'euro, abbiamo praticamente adottato un sistema che non farà altro che impoverirci matematicamente. E questo è quello che è successo. Infatti le cose sono iniziate ad andare molto peggio proprio dall'ingresso nell'euro. Già all'inizio degli anni 2000 il PIL un po' cresceva, prima della grande depressione, però pensate che siamo arrivati una sola volta a crescere più del 2%, quando negli anni 90 ad esempio il 2% era grosso modo le medie. Non parliamo poi degli anni 80 che là eravamo anche al 3-4%, lo vedremo dopo. Comunque è una cosa lampante proprio, un'altra piccola osservazione è vedere cosa notate voi di strano all'interno di questa piramide. Vedete dov'è il governo? Proviamo a chiederci cosa ci fa il governo qua in fondo, cioè il governo democraticamente eletto dovrebbe essere il padrone assoluto, dovrebbe essere lui che gestisce l'economia, che gestisce quanto denaro dobbiamo avere noi per poter consumare, produrre tutto quello di cui abbiamo bisogno. E questa è la fine che hanno fatto tutti gli stati dell'Eurozona, gestiti da un sistema completamente ademocratico, non controllato da nessuno Stato, completamente al di fuori di qualsiasi controllo democratico. E questa è stata una cosa voluta già negli atti fondanti dell'Unione Europea, e la approfondiremo nella parte finale in cui vedremo un po' i fondamenti teorici e filosofici attraverso i quali è nata l'Unione Europea. Ok, qua ho voluto anche per maggiore correttezza mettere gli articoli in cui si dice esplicitamente che la Banca Centrale Europea non può finanziare nessun istituto pubblico e addirittura non può neanche concedere forme di facilitazione creditizia nei confronti di tutti gli stati e di tutti gli altri enti pubblici, quindi anche regioni, comuni e via dicendo. Ho voluto anche inserire un estratto della Federal Reserve, che è la Banca Centrale Europea. Praticamente nel suo statuto, a differenza della BCE, oltre alla stabilità dei prezzi, perché l'unica fissa della BCE è contenere l'inflazione e basta, la Fed nel suo anche il massimo impiego, moderati tassi di interesse per favorire l'economia, questo non vuol dire che lo faccia. La cosa più importante è questa qua: provvedere i servizi finanziari alle istituzioni depositarie, al governo USA e a tutte le istituzioni pubbliche. Questo è proprio un estratto del sito della Federal Reserve, proprio la mission e lo statuto della Fed americana. Ok. A questo punto direi che abbiamo in mano tutti gli elementi per combattere i grandi fantasmi che ci vengono quotidianamente propinati da tutti i talk show, da tutti i telegiornali, e cominciamo proprio con quello più criminoso, diciamo, probabilmente forse la più grande bugia della storia dell'uomo, mi viene da pensare. Il debito pubblico. Il debito pubblico, come abbiamo visto, in uno Stato a moneta sovrana è una figura contabile, perché se io Stato decido di generare denaro e metterlo qua dentro, poi di drenarne di meno, di tassare di meno di quello che ho speso, giustamente perché devo far sì che qua dentro resti del denaro,
generano un debito del tutto fittizio, cioè io quando spendo, materialmente succede così: il Ministero del Tesoro ha un computer presso la banca centrale, spende e praticamente quel computer si generano dei meno. Quando draina il denaro con le tasse, raccoglie dei più. È chiaro che se quello che raccoglie non è superiore a quello che spende, qui dentro rimarrà un meno. Questo non è un vero debito, signori miei, perché lo Stato moneta sovrana, il denaro non lo prende in prestito da nessuno, perché lui è il monopolista, lui che lo crea e lo emette, non lo può fare nessun altro. E questo signore qua non esiste. E questo lo dice Alan Greenspan, che è un economista neoliberista, amico di Milton Friedman, probabilmente uno dei peggiori individui economisti neoliberisti che siano mai esistiti, tra l'altro estimatore di Augusto Pinochet. E Alan Greenspan, nonostante non sia degli MMT, lo dice esplicitamente, l'ho detto in un'intervista che poi vedremo in un video: gli Stati Uniti non possono fare default perché sono loro che emettono la valuta. Com'è possibile che io, monopolista che emetto la valuta, faccia default? Cioè io non mi devo indebitare con nessuno per emettere denaro, perché il denaro decido io di crearlo, non lo può fare nessun altro. Ok, quindi prima abbiamo visto, se ben vi ricordate, che la spesa a deficit è il nostro attivo, ossia lo Stato tassa 100, draina 80, tutti noi, cittadini e aziende, abbiamo più 20. E questo è ben visibile proprio dai grafici dei bilanci settoriali. Questi grafici sono stati portati nel meeting che si è tenuto a febbraio dell'anno scorso a Rimini dagli economisti delle MMT, e qua si vede bene appunto come allora, la linea blu è il deficit del governo, la spesa a deficit del governo, la linea verde è l'attivo del settore non governativo, questo è il caso dell'Italia. E vedete bene proprio come la spesa a deficit corrisponde al centesimo è l'attivo del settore non governativo. La linea rossa è un piccolo excursus è il settore estero, il terzo settore di Wayne Godley. Quindi se io ho una bilancia commerciale in attivo, esporto di più di quello che importo, va bene, avrò un ulteriore attivo, qua per un deficit di meno 7 ho un attivo di più 11, però l'andamento comunque è sempre speculare tra deficit del governo e surplus del settore non governativo. Insomma, è chiaro, questo lo devo rispiegare. Ok, stessa cosa per gli Stati Uniti. Vedete bene proprio al centesimo come il deficit del governo sia il surplus l'attivo di noi cittadini e aziende. Vedete bene un'altra cosa, come gli Stati Uniti hanno una bilancia commerciale, che è questa linea qua blu tratteggiata, che non è affatto una linea molto in positivo, anzi è quasi stata sempre in negativo dopo gli anni 60. Questo per confermare come la strategia dell'Expo non sia vincente, perché costringe ad abbattere il PIL interno, quindi la ricchezza interna dei cittadini, che è il problema che oggi sperimentano un po' tutti i paesi fortemente esportatori, la Germania, e i paesi in generale, un po' tutti i paesi dell'area del nord Europa, quindi anche Svezia, Finlandia, adesso è in recessione anche il Finlandia, e in misura minore anche il Giappone, perché il Giappone ha fatto una doppia strategia, ha sia puntato sull'Expo in certi momenti, sia creato ricchezza finanziaria, come è notizia di questi giorni che il Giappone ha creato oltre 100 miliardi di euro per far ripartire l'economia interna, proprio perché con l'export non riusciva più ad aumentare il suo PIL, a crescere. Vedete bene come uno Stato come gli Stati Uniti, che è tutt'oggi il primo paese del mondo per PIL, non ha mai puntato molto sull'export, perché il suo PIL per l'85-90% è fatto da produzione interna e da importazioni. Ok, qua è sempre per gli Stati Uniti a partire dagli anni 50. Questo è la Spagna e vabbè, qua vi faccio vedere una cosa veloce. Guardate bene il 2007 che è questa linea qua. Praticamente, richiamando i bilanci settoriali di Wayne Godley, abbiamo detto che ci sono tre settori: governo, non governo, settore estero. Tutti e tre i settori non possono mai essere in attivo, e tutti e tre i settori contemporaneamente non possono mai essere a deficit, perché il denaro non fa altro che spostarsi all'interno di questi tre settori. Quindi se materialmente c'è qualcuno che è a deficit,
vuol dire che qualcun altro è inattivo, c'è poco da fare. Cioè. E quindi la somma di tutti i bilanci di tre settori da zero, e deficit del governo e del privato è questo qui, meno 11, surplus del settore estero più 1, surplus del governo più 10, meno 11 più 1 più 10, meno 11 più 11 da zero. Chiaro, no? Che il denaro, non facendo altro che circolare tra questi settori, ha un bilancio che è zero. Ok, il secondo fantasma è quello delle tasse, questo è un po' incredibile, ho fatto un po' fatica ad accettarlo anch'io, però alla fine è un concetto anche molto positivo. Praticamente un altro dei fantasmi con cui siamo stati abituati a convivere da piccoli è sempre stato che lo Stato ha bisogno dei nostri soldi, di raccogliere i soldi da noi prima di poter spendere. E questo è falso nello Stato a moneta sovrana, perché abbiamo già visto come sono io Stato che creo la valuta, quindi se io Stato non creo la valuta e non metto nulla qua dentro ci sarà zero, come faccio io a venire da te a chiederti i soldi se io monopolista per primo non te li ho dati? È matematicamente impossibile, non si può fare. Ok, quindi il fatto stesso che questo è confermato tra l'altro dall'attuale presidente, prima abbiamo visto Greenspan, adesso questo è Ben Bernanke, l'attuale presidente della Fed americana, quale in un'intervista al CBS ha affermato che noi della Fed, per salvare le banche dalle catastrofe, non abbiamo utilizzato soldi delle tasse, abbiamo semplicemente accreditato i conti correnti delle banche e le riserve pigiando tasti verso la banca centrale, quindi che è una cosa molto più simile, come vi ho detto, a stampare moneta. Non è stampare moneta perché viene creata elettronicamente, ma è creazione di moneta, non sono soldi delle tasse. Lui non li ha detto per spiegare alle persone comuni, io e voi, che lo Stato veramente può creare denaro finché vuole. L'ha detto perché la risposta alternativa sarebbe stata ben peggiore, perché qua per salvare il disastro delle banche dopo le crisi dei mutui subprime sono state spese delle cifre veramente pazzesche, sono stime che partono da 13 trilioni, quindi 13 mila miliardi di dollari e arrivano a 29 mila miliardi di dollari, 29 trilioni di dollari. Fornire la risposta che tutti quei soldi lì venivano dalle tasse avrebbe fatto scatenare una rivoluzione, quindi sarebbe stata una risposta ben peggiore del dire abbiamo creato quel denaro. Ma attenzione, perché se è vero che io Stato non ho bisogno dei vostri soldi per poter spendere, significa che questa freccia qua è discrezionale, la posso decidere io Stato. Questo significa che in momenti di crisi come i nostri, porca miseria, se avessimo le lire, potremmo dire quel settore lì industriale è particolarmente in crisi. Io questa freccia qua, per questi determinati settori che sono in particolare difficoltà, la posso azzerare. Anzi, è moralmente corretto che venga azzerata. Oggi non lo possiamo fare perché non abbiamo una moneta nostra, abbiamo una moneta straniera che noi possiamo solo acquistare, prendere in prestito dai mercati e dobbiamo restituire. Capite bene quindi quali sono le reali cause di tutti i problemi che ci attanagliano. Noi non possiamo più attuare una politica espansiva che ci permette di dire mi metto qua dentro denaro da poter far sì che la gente sia più ricca, spenda, le aziende assumono di più, danno più lavoro. Ma questo noi non lo possiamo più fare già dal 2002, non c'è neanche bisogno di arrivare al fiscal compact, perché già il meccanismo stesso di funzionamento dell'euro, porca miseria, ci porta a queste conseguenze criminali qui che ci hanno imposto queste persone orribili. Ok, andiamo avanti. A questo punto quali sono le reali funzioni delle tasse? Perché ok, io ho detto che lo Stato non ha bisogno delle tasse. La domanda spontanea da parte dello spettatore potrebbe essere: no? Perché cavolo ci chiede i soldi il governo? Il fatto è che i soldi che il governo prende non vengono usati, vengono letteralmente bruciati, distrutti, come conferma tra l'altro Warren Morrison nel suo libro le 10 grandi truffe della politica economica, 10 truffe capitali della politica economica.
Il governo emette la valuta, poi tassa per un semplice motivo, per far sì che noi utilizziamo quella valuta, praticamente quella valuta nel momento stesso in cui mi trovo in uno Stato che li impone come tassa, fa sì che io quella valuta devo procurarmela vendendo il mio lavoro e i miei servizi per poter pagare le tasse, perché se non pago le tasse io non vivo in questo paese, io non posso avere una casa, non posso avere servizi, cure, non posso avere nulla, quindi io devo lavorare per procurarmi quella valuta che poi devo ripagare lo Stato sempre in continuazione, che però me la deve dare. Capite bene? Quindi il dovere dello Stato a questo punto è fornire denaro a noi, perché possiamo sia pagare le tasse, ma ne possiamo anche risparmiare per avere una vita dignitosa, per comprare, per far sì che le aziende prosperino. Ma se lo Stato si rifiuta di fare questa cosa qua col pareggio di bilancio, cioè dando a me soldi, portandomi via tutti, sottraendomeli a tutti, o addirittura distruggendone di più di quello che spende, ma questo è veramente un crimine contro l'umanità. Cioè, veramente un crimine aver accettato questo sistema dell'euro che ci impedisce di accumulare denaro alla fine, perché tutto il nuovo denaro che entra nel nostro settore lo dobbiamo restituire ai mercati di capitali maggiorato degli interessi. Ci sono poi un altro paio di motivi un po' minori ma comunque importanti per cui lo Stato tassa. Il primo, per evitare che ci sia inflazione, ossia se qui dentro circola troppo denaro e tutti sono già occupati, tutti hanno già un lavoro, non posso produrre di più beni e servizi, se io mi metto troppo denaro qua dentro allora i prezzi salgono, perché praticamente per maggiore moneta che introduco non c'è un corrispettivo innalzamento di produzione sia di beni che di servizi. Quindi a questo punto, ma solo a questo punto, con la piena occupazione, è opportuno che il governo dreni più soldi qui dentro di quelli che spende per calmare l'economia, quindi proprio la funzione delle tasse come termometro e calmare un'economia che corre troppo, però anche dare alimento a un'economia che è stagnante, che è in crisi, che è quello che dovrebbe fare ora, ma che nessuno, nonostante continuano a dirvi quei telegiornali che lo faranno, nessuno potrà mai fare. È inutile che prendere le balle di questi individui, di questi personaggi blasfemi, diciamoli pure, perché sono veramente questo. Un altro motivo per cui lo Stato tassa è far sì che non si accumulino ricchezze nelle mani di oligopoli, nelle mani di elite, quindi per far sì che alla fine qualcuno possa accumulare talmente tante ricchezze da creare un suo feudo, quindi da spodestare in qualche maniera lo Stato della sua funzione democratica. Questa è veramente una cosa odiosa come quella del debito pubblico, almeno è il cosiddetto fantasma dell'inflazione. Ancora più odioso quando io vedo questo mostriciattolo qui. Pensate, questo è un volantino che è stato distribuito dalle BCE alle scuole. E nel sito? Certo, nel sito vedete che se voi andate a questo indirizzo qua, Education, nel sito delle BCE, SB, vedete proprio che ci sono i cartoni animati, dei giochini, in cui praticamente loro insegnano proprio ai bambini che l'inflazione è il male assoluto, che anzi è preferibile inflazione alla fine, che non vuol dire aumento di prezzi in sé, inflazionis vuol dire aumento della moneta. Loro dicono che non ci vuole inflazione, ci vuole deflazione, quindi scarsità di moneta per la stabilità dei prezzi. Quindi loro insegnano ai bambini che è giusto impoverire la popolazione, perché deflazione vuol dire abbassare la quantità di denaro. Avete capito? Ok, la formula dell'inflazione è questa qua, diciamo a livelli veramente di nazismo, di dittature oscurantiste. La formula dell'inflazione è questa qui, M per V uguale P per Y, che è una formula universalmente accettata in economia. Allora, M è la moneta che lo Stato crea per noi, quella che immette nel nostro settore. V è la velocità di spesa, ossia quante volte la moneta passa di mano in una determinata unità di tempo. P è il prezzo medio di beni e servizi, Y sono tutti i beni e servizi che circolano dentro il nostro settore. E cosa dicono i neoclassici Milton Friedman, Phillips? Loro dicono praticamente che
inutile toccare lo Stato che aumenti la moneta, perché i beni e servizi non possono aumentare in un determinato momento storico, quella tecnologia lì non posso produrre di più, che è un'idiosia totale smentita da molti correnti economiche keynesiane, tra cui le MMT, perché le variabili in questa formula qua ci sono variabili, non ci sono costanti. Y beni e servizi potrà essere al massimo solo quando avrò sfruttato tutte le capacità lavorative, avrò la piena occupazione, avrò tutte le persone che vogliono lavorare, che materialmente lo fanno, possono produrre, perché tutti possiamo usare una tecnologia per produrre un determinato bene, o possiamo fornire un servizio per i quali la tecnologia non è neanche richiesta in maniera stretta, perché qua si parla anche di servizi intellettuali, quindi sociale, gli accompagnamenti, i servizi agli asili per i bambini, alle famiglie, all'ambiente, esattamente, che lì tra l'altro c'è anche tutto il discorso della ricerca che da noi è pochissimo finanziata e si potrebbe produrre moltissimo lavoro in quel settore lì, non viene mai fatto, infatti i nostri ricercatori vanno all'estero. Allora, ci viene detto questo, cioè che creare liquidità automaticamente fa sì che il prezzo aumenta perché Y non aumenta e anche V è costante. Questo è quello che ci dicono i neoclassici. Guardiamo un attimo cosa succede in Giappone. Lì abbiamo un debito pubblico sul PIL che sta avvicinando il 2,30-2,40%. E prima abbiamo visto cosa significa questo. Significa che lo Stato sta dando al suo popolo giapponese moltissimi più soldi di quelli che distrugge con le tasse. Infatti questo è il cosiddetto debito, che in Giappone è molto più alto anche rispetto a quello dell'Italia. Questo significa una elevatissima offerta di moneta a fronte di un'inflazione che, pensate, è dell'1%, quindi più bassa di quella che abbiamo noi paesi deflazionati nell'Eurozona, nonostante siamo più poveri, quindi spendendo di meno dovremmo avere i prezzi più bassi. È tutta balle. Il debito pubblico in Italia. Allora, il debito pubblico in Italia negli anni 80 è raddoppiato circa nel giro di poco più di 10 anni, perché nel 91, come ho detto prima, era del 110%. Nonostante ciò, l'inflazione è calata, pensata dal 22 al 6%. E a scala mobile, quindi non crea inflazione, perché non so se voi sapete cos'è la scala mobile, spiego velocemente, era un meccanismo che consentiva di adeguare i salari all'aumento dei prezzi. Fine anni 70, inizio degli anni 80 c'era un'alta inflazione non dovuta alla spesa a deficit dello Stato, ma alle crisi petrolifera, col prezzo del barile che aumentò di percentuali elevatissime, 300-400%, se non addirittura di più. Questo fece sì che con la scala mobile si adeguassero i salari alle inflazioni per mantenere il potere di acquisto. Quindi, cosa ci dicono i neoclassici? Che l'inflazione è il male assoluto, che tutte le misure che devono essere adottate in ambito di politica sia fiscale che monetaria devono essere atte al contenimento dell'inflazione, che è il demonio, è il mostro, il male assoluto. A di là che non è vero che l'inflazione aumenta con la creazione di moneta. Siete veramente convinti che l'inflazione sia un male assoluto? Vediamo, ricapitoliamo. L'inflazione nel 1980 è l'inflazione più alta della storia repubblicana dell'Italia, quindi un 22% di inflazione. Guardate qua il PIL com'era nel 1980, era il 3,5%. Questi livelli qua, 3, 2, 4 addirittura siamo arrivati. Oggi ce li scordiamo, ragazzi, perché dopo l'introduzione dell'euro siamo arrivati una sola volta a superare il 2%. Ma a fronte di un'inflazione che era del 22%, noi avevamo un risparmio netto sul reddito annuale delle famiglie in media tutte le famiglie italiane riuscivano a risparmiare sul loro reddito annuale un 25%, che era in assoluto il risparmio più alto di tutti gli stati, di tutte le maggiori economie del mondo, più alto addirittura del Giappone. Questo ci fa riflettere che l'inflazione può essere sì un problema, lo è stato in particolare in momenti storici, momenti molto particolari dovuti a guerre civili.